Buongiorno, sono Marco Bortolini, ci troviamo presso il ristorante da Gigetto e oggi vi faremo vedere una ricetta molto semplice, però andremo a vedere nel dettaglio tutti i vari passaggi. La ricetta che vi facciamo vedere è il filetto di manzo. Il filetto di bovino l'abbiamo scelto in base all'età dell'animale. Tutta la carne bovina si può mangiare cruda con gli attuali sistemi di allevamento, però noi abbiamo scelto una carne giovane però già al sangue, quindi abbiamo finito lo svezzamento, non parliamo più di un filetto di vitello ma parliamo di un animale adulto, in questo caso la sorana. La sorana va dai 14 ai 24 mesi, è la femmina del bovino che non ha ancora partorito. Deve essere una dimensione che va intorno ai 3 kg per filetto, il colore deve essere rosso ma non troppo intenso, se è troppo intenso vuol dire che l'animale è piuttosto vecchio. La sorana in particolare, a differenza del maschio, ha una marezzatura più importante di grasso, che non è un difetto ma anzi una qualità, la carne risulterà molto più tenera e più saporita. Il filetto è un muscolo che non è soggetto a movimento, quindi è privo di nervature e la carne è sempre tenerissima. Di solito facciamo un errore, confondere la griglia con il barbecue, sono due cose totalmente diverse, forse il barbecue si avvicina di più al nostro spiedo. Per la griglia invece lavoriamo a temperature molto più alte, quindi dobbiamo scegliere tagli più piccoli e come in questo caso abbiamo scelto un taglio intorno ai 100 grammi di filetto di manzo e possibilmente non lasciarla troppo sulla griglia, altrimenti andremo a bruciare le proteine e a trasformare i grassi in sostanze nocive per il nostro organismo. Le cotture per il filetto di manzo sono tantissime, oppure addirittura non cucinarlo, si può tranquillamente mangiare cruda. L'importante è non bruciare la parte esterna. Gli ingredienti per questa ricetta sono il filetto di sorana, del sale, rosmarino e il nostro olio d'oliva. Andremo ad abbinare con del radicchio ai ferri per finire il nostro piatto. Adesso andremo a cuocere la nostra carne, è importante che la griglia abbia raggiunto una temperatura ideale. Per fare questo è sufficiente mettere la mano a pochi centimetri dalla griglia. Se facciamo fatica a tenere la mano sopra la griglia vuol dire che la griglia è calda al punto giusto. Per la carne andremo a salarla in ambo i lati, dopodiché la metteremo sulla griglia, la lasceremo cucinare prima da un lato e poi dall'altro. Nel frattempo, nel punto più freddo della griglia, andremo a segnare il nostro radicchio che dopo andrà a guarnire il nostro piatto. Abbiamo sistemato la carne in piedi al fine di far perdere i liquidi di cottura della carne, ma che non vadano a rovinare la croccantezza delle parti tostate del nostro filetto. Adesso andiamo a impiattare il nostro filetto di sorana. Per fare questo passaggio è molto semplice, andremo a sistemare prima il radicchio nel centro del piatto, scalopperemo il nostro filetto attorno al radicchio, andremo a condire con il nostro olio in infusione con il rosmarino e alla fine un altro pizzico di sale per regolarci di sapore. Ecco il nostro filetto alla griglia, l'abbiamo impiattato e buon appetito!